Buongiorno, buongiorno. Oggi in giro a Venezia, in questo momento direzione Arsenale a vedere l'opera di Lorenzo Quinn. Andiamo. Siamo arrivati in zona Arsenale, adesso, che è qua dietro, adesso andiamo a cercare installazioni ovviamente. Ecco, questo è non saper girare a Venezia, qua c'è il cartello con tutti gli eventi della Biennale, ma non trovo dove è indicato l'installazione di Lorenzo Quinn, ma insomma dai, sarà da queste parti. Allora, siamo in zona Arsenale, sempre, Campo San Pietro, gira che ti rigira, siamo riusciti a trovare più o meno le mani dell'installazione Lorenzo Quinn, nel senso che le vedo, sono là, adesso ve le faccio vedere, però dobbiamo ben capire come si arriva proprio là, adesso ve le faccio vedere. Allora, le mani sono là dietro e adesso troviamo il modo di andarci e ve lo faccio vedere. Dunque siamo tornati indietro verso l'ingresso della Biennale e non abbiamo ancora trovato questa benedetta installazione, però forse adesso abbiamo capito come arrivarci, prima o poi ci riusciremo. Scemo. Allora, siamo ritornati esattamente dove siamo arrivati, siamo alla fermata del vaporetto dell'Arsenale, dopo aver girato tutta la mattina, sbagliando strada 20.000 volte, abbiamo capito che abbiamo un po' sbagliato zona, infatti noi siamo scesi all'Arsenale, ma dobbiamo andare all'Arsenale Nord, quindi adesso aspettiamo il vaporetto che ci porta appunto all'Arsenale Nord. Da di là dovrebbe esserci l'installazione di Lorenzo Quinn, speriamo, perché se ne può più.
trovata? Ok, siamo riusciti a trovare finalmente l'installazione di Lorenzo Quinn. Adesso torniamo a prendere il vaporetto e vediamo se riusciamo ad andare a vedere un'altra cosa, una cosa tipica di Venezia. Libreria Acqua Alta. Parlo piano perché c'è un sacco di gente. E qua trovo sto registrando. Allora, siamo sempre zona Arsenale, Campo San Pietro. Campo San Pietro. Poi la macchina mette niente, perché non mette a fuoco? La verità è che sono in una zona di Venezia che non ho mai visto prima in vita mia. Spero di essere giusta. Com'è andata? Tanta pipì.